La scorsa settimana un video trasmesso dal notiziario di Video Regione ha paragonato la roggia di via Camuccina ad un immondezzaio, perché in essa era possibile scorgere numerosi rifiuti, tra i quali copertoni d'auto, contenitori di plastica e via discorrendo, abbandonati da alcuni cittadini evidentemente poco rispettosi dell'ambiente. Il sindaco di Portogruaro, Antonio Bertoncello, dopo aver visto questo servizio e aver sentito il duro commento del direttore di Telepordenone Gigi Di Meo, ha scritto sul social network Facebook e sul sito portogruaro.veneto.it quanto segue. Ho già avuto modo di precisare che la manutenzione della roggia Camuccina spetta al Consorzio di Bonifica, che ha un'assemblea ed un consiglio di amministrazione. I cittadini pagano con cartella esattoriale un importo annuo per contributo consortile di bonifica. È anche vero che il Consorzio di Bonifica non riesce a far fronte a tutte le spese di manutenzione per i tanti corsi d'acqua di sua competenza, ancor di più oggi con i fondi regionali ridotti. Il Comune, anche se non competente, ha più volte con mezzi propri pulito la roggia. Ora più di ieri, a fronte di una difficoltà economica che interessa a tutti, forse è necessaria una diversa coscienza civica e ambientalistica. Gettare i rifiuti nella roggia, quando il territorio ha un servizio di raccolta differenziata molto efficiente, non è più tollerabile. Allora forse, più che gettare discredito sulla città, bisognerebbe tutti puntare sull'educazione e sul dovere civico. A questa precisazione voglio aggiungere che mi piacerebbe avere la possibilità di replicare a Telepordenone, ma soprattutto mi chiedo per quanto tempo il Comune potrà sopperire a proprie spese a compiti di altri enti. Sarebbe importante che la Regione investisse maggiormente ed in termini equilibrati ed equi in questo territorio. Le parole del primo cittadino di Portogruaro sono state però sconfessate da Sergio Greco, direttore del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale, il quale al microfono di Telepordenone ha negato che la roggia di via Camuccina sia di competenza del Consorzio di Bonifica, come aveva scritto il sindaco Bertoncello. Giunti a questo punto, per capire a chi spetta la manutenzione della roggia in questione, sarebbe ora che il direttore di Telepordenone invitasse negli studi televisivi di Portogruaro il sindaco Bertoncello per ascoltare in diretta anche la sua versione dei fatti. Pare infatti che ognuno porti acqua al proprio mulino. Ma ora ascoltiamo quanto ha dichiarato Sergio Greco, direttore del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale, in una intervista rilasciata a Telepordenone. Grazie direttore, abbiamo invitato Sergio Greco, direttore del Consorzio di Bonifica Pianura Veneto. Ecco, noi abbiamo fatto abbiamo fatto un servizio, abbiamo realizzato con Davide Zanirato un servizio sulla roggia Camuccina, abbiamo scoperto delle cose insomma inqualificabili dal mio punto di vista, un copertone di una macchina, una racchetta, tanti rifiuti, ma chi deve pulire lì? Le competenze per lo smaltimento dei rifiuti sono generalmente non degli enti di competenza idraulica, quindi non dei consorzi di bonifica, non dei geni civili, insomma. In situazioni di tranquillità economica e finanziaria molte volte non si guarda alle competenze, si guarda un po' a dare un decoro, sostituendosi molte volte anche a competenze di altri. Oggi abbiamo la necessità di svolgere le nostre funzioni in maniera puntuale, che già risulta difficile, e quindi non ci possiamo occupare anche di fare cose che competono ad altri. Quindi non è di vostra competenza? No, la roggia di cui si parlava, la fossa Camuccina, non è una competenza del Consorzio di Bonifica, era del Consorzio Idraulico di terza categoria fino al 1989. Bene. Poi è stato sciolto il consorzio, le competenze sono ripassate alla regione e per questo il centro di Portogruaro non paga più le tasse al consorzio di bonifica ormai da molti anni
e queste competenze devono essersi Bene. assunte da altri. Insomma. Ringraziamo Sergio Greco, linea alla redazione centrale.